Siamo con mister Leo De Gerone al termine della partita tra Roller Bassano e l'Hockey Tiene, 3 punti con un risultato di 6-2 per il Roller che ci aspettavamo, volevamo, desideravamo, perché ci solleva il morale. Una partita giocata cinica da parte del Roller che quasi in ogni occasione va a segno, non dà mai il dubbio di essere in difficoltà. Mister, cosa hai detto ai tuoi ragazzi questa settimana per portarli qui con una carica e con energia così? Ma secondo me, intanto buonasera. Secondo me non arrivavamo da una brutta partita con lo Scandiano la settimana scorsa, avevamo iniziato a macinare un po' più di gioco e di organizzazione. Stasera secondo me c'è anche un po' mancata, è stata una partita un po' più grezza, ma era una partita che bisognava portare a casa per forza. Settimana abbiamo lavorato sulle solite cose, stiamo cercando di crescere, di mettere sempre più ordine. La cosa positiva di stasera, oltre al risultato, è che abbiamo fatto una prova dove finalmente abbiamo fatto un po' di gol, che è quello che ci manca di più secondo me. C'è gioco ma non abbiamo tanta efficacia. Quindi bene così, ripartiamo e sono soprattutto contento per la tripletta di Mattia, che è un giocatore per noi fondamentale, che lo stiamo aspettando e che spero che adesso si sia sbloccato per darci una mano. Adesso si torna subito martedì in pista a Modena, quindi testa a Modena. Cosa pensi, come ti organizzi per questa partita? Come ti organizzi? Faremo un allenamentino lunedì, rivedremo magari quello che è riuscito meno stasera e dopo sappiamo che è una pista difficile, arriviamo da una sconfitta nell'andata, andiamo lì, cerchiamo di esprimerci al meglio, cerchiamo di mantenere questa lucidità sotto porta e facciamo la nostra partita. Bene, allora in bocca al lupo a mister De Gerone e a Roller. Crepi, grazie.